Buongiorno ragazzi, siamo al Nuraghe Sirai e inizia la nostra esplorazione. Tieni, vuoi metterti il guinzaglio? Allora, il luogo è visitabile durante monumenti aperti, questo è l'ampio parcheggio che trovate proprio sotto l'attrazione e lì davanti vedete le Goonies che stanno già avvicinandosi. Quando passavo con i miei alunni, Di Bonnie? con le cispe, Oh, brava Bonnie. con la xidica di tendenza. Sì. Che sta per esplorare il Nuraghe. Sì. L'area archeologica comprende la fortezza del Nuraghe Sirai, cioè un villaggio fortificato databile al 625-550 a.C. E poi il Nuraghe Sirai vero e proprio, databile al XVI e IX secolo a.C. Pietra bianca che serviva a conservare il calore della fornace. La fusione delle due culture hanno dato origine a ceramiche dette ibride. Ibride significa ceramiche né nuragiche ma né fenice, ma un incrocio tra le due cose. Allora, ci stiamo recando alla porta pedonale adesso. Noi siamo capitati proprio in occasione di questo evento con i bambini che stanno chiaramente spiegando tutte le caratteristiche di questo nuraghe. Sono i bambini della scuola materna scuola elementare Camilla Gritti e sono ben preparati e molto divertente. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of Lungo due muri si estende la porta pedonale che dà accesso alla fortezza, l'unica finora stata ritrovata. La porta pedonale, cioè, che permetteva l'accesso solo alle persone, ed era formata da due vani, una all'esterno e una all'interno, e da due varchi, cioè due passaggi larghi 50 cm, che davano accesso alla strada delle sommità della mura, ed era formata da un posto di guardia adatto. La strada di cui parla Lorenzo la vedremo, ci passeremo dopo, uscendo dall'area sacra. Adesso, Nico. Quella lì è l'officina del vetro. Sì. Cioè quella lì coperta di là. Potete entrare nella passerella in legno, prego. Spero che lo stia riprendendo. Sì. Ah, ok. Quello l'ho ripreso. Questo? Noi siamo riuniti. Siamo riuniti a stare una giornata. No, poi anche Matteo avrebbe invitato per soldi. I ragazzi. Quello di cui stavamo parlando l'altra volta. Ah, ok. Quello un dente di leone. Avvicinatevi così Angelica. Ok.
Ok. Scavi del 2019 è stato rinvenuto il vano Gamma 6, composto da una serie di forni fatti in mattoni crudi che serviva per la cottura delle conchiglie, dove poi si produceva il carbonato di calcio che veniva usato come stabilizzatore nella cottura finale della lavorazione del vetro a circa 1000 gradi. In un sistema di travasse comunicanti. Dove si svolgeva la lavorazione delle peli. Perciò per le peli degli animali vi serviva tanta acqua. Sono stati trovati alcuni esempi di pietra come macine, levigatori e lisciatori, che servivano a levigare e lisciare le pelli. E poi nel fondo di una vasca in un'ampora è stata ritrovata anche dalla calce. La calce è una sostanza bianca che aggiunta all'acqua, serviva a togliere i peli e le impurità. Qua dove c'è ancora È proprio bella. la cottura in legno. È bellissima. Guarda l'anfora lì sotto. Ah sì, 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 sì. Credo che si veda. L'anfora dove è sotto la copertura? Sì, è questa. Aspetta, mi sposto che qui non si vede. Quello lì sotto. Ah, bella, grande, sì. Poi quello lì è il foro che serve per raccogliere l'acqua piovana. Un sistema di travesche. Sì. Proseguiamo oggi. Proseguiamo la nostra visita. Allora, sfortunatamente il nuraghe non è ancora visitabile perché ci sono gli scavi in corso d'opera, quindi torneremo quando gli scavi saranno conclusi, speriamo ben presto. Per il momento vi abbiamo fatto vedere tutta la parte circostante la struttura e tutti i laboratori. Qui è una zona industriale. Sì, questa è una zona dove si lavorava, producevano il vetro, avevano le macine, insomma c'era da lavorare qui. La ragazzi. cosa più importante è che qui due popolazioni coesistevano, si sono poi, come dire, ibridate tra loro, erano i Fenici e i Nuragici, perché c'era già la civiltà nuragica, i Fenici sono arrivati e in qualche modo si sono ambientati, sono diciamo stati che- ben accolti. Esatto, una storia di integrazione preistorica, bellissima. Noi sardi. Noi sardi siamo pionieri di accoglienti. queste cose. E ora andiamo alla seconda il telefono. location, il cimitero. Il cimitero monumentale antico, chiuso, che viene aperto soltanto in queste giornate. Andiamo. Assolutamente. Allora, questo è un cimitero molto antico e qua cominciamo a vedere già l'ingresso. Ricorderete che vi ho ripreso questo cimitero anni fa in un'uscita in bicicletta, però chiaramente non siamo potuti entrare perché il cimitero era chiuso, ma oggi il cimitero è disponibile per monumenti aperti. Se vi dovesse capitare, venite a vederlo perché ne vale la pena. È piccolo e ha anche una storia interessante. Qui venivano sepolti anche dei personaggi importanti della zona, tanto che ci sono stati dei casi in cui le loro tombe sono state vandalizzate per cercare degli averi che in realtà probabilmente non c'erano nelle tombe, e i responsabili sono stati anche catturati.
cimitero monumentale di... non ci dobbiamo coprire. No, ci mette il bollino. Vi metto il bollino. Ok, e dal cimitero monumentale di Carbonia Servario. è tutto e ci vediamo alla prossima escursione. Ciao!